Il presidente della regione Schifani ha incontrato il presidente dell'AICA Nobile. Allo studio una soluzione tecnica che aiuti i sindaci e l'azienda in difficoltà. Presentato oggi nel corso di una conferenza stampa le iniziative in programma sui 100 anni dalla nascita dello scrittore Empedoclino Camilleri. Sarà presentato il prossimo 6 settembre il programma Tutti insieme per un Agrigento normale, promosso da Giuseppe Di Rosa. Manifestazione stamani a Palermo per la commemorazione di Libero Grassi, l'imprenditore ucciso dalla mafia 34 anni fa. Quarto appuntamento della Via degli Aromi, si è discusso sul Cristo farmacista e le sue erbe. Nuovi appuntamenti per le vie del cibo ieri sera a Siculiani in occasione del Calat Fest di Terra e di Mare. Presentato alla Colimbeto il libro dello scrittore e regista Andrea Bosca. Finalmente sono stati appaltati i lavori per l'impianto di illuminazione allo Stadio Seneto di Agrigento. Soddisfazione dell'onorevole Pisano per il risultato raggiunto. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 29 agosto, venerdì. A Palazzo Dorleans il governatore della regione siciliana Schifani ha incontrato il presidente dell'AICA Nobile. Allo studio una soluzione tecnica che aiuti i sindaci e l'azienda in difficoltà. Il servizio. Si è svolto ieri mattina a Palazzo Dorleans a Palermo tra il presidente della regione siciliana Renato Schifani e il presidente del consiglio di amministrazione dell'AICA, l'azienda idrica dei comuni agrigentini, Danilo Nobile. Ha accolto subito la richiesta di confronto che Nobile ci ha fatto pervenire, ha affermato Schifani, perché siamo consapevoli del momento di difficoltà e perché c'è la volontà della regione di supportare il territorio agrigentino. I miei uffici stanno studiando una soluzione tecnico-finanziaria che sia percorribile e sostenibile e che vada incontro sia ai sindaci sia all'azienda. Il livello di attenzione del mio governo per la questione idrica di Agrigento è sempre alto, come dimostrano tra le altre cose l'intervento di anticipazione di 10 milioni di euro che abbiamo stanziato per avviare i lavori di rifacimento della rete del capoluogo e la messa in funzione del dissalatore di Porto Empedocle. All'incontro erano presenti il capo di gabinetto della presidenza della regione siciliana Salvatore Sammartano, il ragioniere generale della regione Ignazio Tozzo e il coordinatore della cabina di regia per l'emergenza idrica in Sicilia e capo della protezione civile regionale Salvo Cocina. Presentate stamani a Porto Empedocle da parte del sindaco Calogero Martello le iniziative che interessano i 100 anni dalla nascita dello scrittore empedoclino Andrea Camilleri, che avranno una durata di 3 mesi, in collaborazione con varie associazioni locali e il sostegno della regione siciliana, assessorato beni culturali. Noi eravamo sul posto, le interviste ai protagonisti. Presentato oggi da parte del sindaco di Porto Empedocle Calogero Martello il programma che interessa i 100 anni dalla nascita dello scrittore empedoclino Andrea Camilleri, che avrà una durata di 3 mesi, presente le varie associazioni empedocline. L'iniziativa sarà supportata dal sostegno della regione siciliana, assessorato ai beni culturali. Direttore, innanzitutto grazie per la domanda, ma la devo correggere, non sono 3 giorni perché questo è un cronoprogramma che parte il 2 di settembre e termina il 28 di dicembre. E parte con il 2 di settembre con una serie di manifestazioni e di incontri e termina il 28 di dicembre con altre manifestazioni, quindi vi è un cronoprogramma distribuito nell'arco di alcuni mesi che ha visto impegnati non solo il Comune di Porto Empedocle e le associazioni che hanno voluto aderire a questa iniziativa, ma anche e soprattutto l'assessorato regionale ai beni culturali, quindi un grazie all'assessore Scarpinato, alla soprintendenza che poi ha curato un finanziamento messo a disposizione dall'assessorato ai beni culturali. Oggi presentiamo questo calendario di eventi, saranno presenti le associazioni che effettueranno le manifestazioni, la presenza del parco, la presenza dei beni culturali,
dell'Università di Palermo, che ha anche contribuito alla realizzazione di questo cronoprogramma. Riteniamo che sia un cronoprogramma ricco soprattutto di cultura, perché abbiamo voluto incentrare questa manifestazione non soltanto alla sagra di paese, ma ad un incontro antropologico, culturale, linguistico, che è quello che poi gli stava a cuore al maestro Camilleri. Ringraziamo quindi innanzitutto l'assessore Cappinato, che ha voluto fortemente mettere a disposizione delle somme per realizzare questa manifestazione, e a tutti coloro che in questi tre mesi faranno conoscere non soltanto agli empedoclini o agli abitanti della provincia di Agrigento, ma a tutti quanti che vorranno venire in questa città, chi era Camilleri, lo scrittore, l'uomo soprattutto, e quello che lui veniva e racconta della sua città. Devo ringraziare le Ferrovie dello Stato, che hanno voluto mettere a disposizione i locali ottocenteschi della stazione ferroviaria della parte vecchia della città, ristrutturata, adesso centro culturale, per tutte quelle manifestazioni che saranno realizzate gran parte in quello scenario. Quindi un grazie a tutti coloro che si sono adoperati per questa manifestazione. I 100 anni di Andrea Camilleri, che cadranno il 6 settembre, coincidono anche con la festa di San Calogero, festa a cui Andrea Camilleri era molto legato. Infatti racconta di quando è nato il papà, uscendo dal balcone c'era San Calogero sotto casa. Si sta cercando di riprodurre lo stesso evento, ci auguriamo che tutto fili correttamente e che quindi la città di Porto Empedocle possa stare al centro di questo importante appuntamento. Allora, gli appuntamenti sono tanti e partono dal 2 settembre. Il 2, 4, 6 settembre vi sarà una serie di incontri Camilleri da Porto Sono, si svolgeranno nella sede delle Ferrovie dello Stato. Poi il ottobre, il 16 mattina, vi sarà un'attività della Proloco. Innanzitutto volevo ricordare che la Torre Carlo V sarà illuminata con una grande immagine di Andrea Camilleri per tutto il periodo delle manifestazioni, quindi questa è diciamo qualcosa di importante. E poi a ottobre, sempre 20, 21 e 22, l'Università di Palermo fa alcuni incontri sulla lingua, sugli scritti di Andrea Camilleri, fino ad arrivare, come ho detto, poi ve lo posso mettere anche a disposizione, al 28 di dicembre, che è la data ultima di chiusura. Tenete presente che alcune manifestazioni saranno anche realizzate su Agrigento, perché riteniamo che Camilleri è nato a Porto Empedocle, ma è patrimonio comune di tutti dal punto di vista culturale. Quindi noi siamo la città natale di Andrea Camilleri e ci riempie d'orgoglio quando altri rivendicano anche la possibilità di utilizzare, tra virgolette, il nome di Camilleri e le opere di Camilleri. Oggi presentiamo il programma in onore del centenario di Andrea Camilleri, grazie all'impegno dell'assessorato regionale beni culturali, che con un finanziamento dedicato ha inteso elaborare una serie di eventi, mostre, convegni, pubblicazioni per onorare la figura intellettuale del grande maestro empedoclino, con il coordinamento della Soprintendenza di Agrigento. Ecco, quanto è importante festeggiare questo centenario di Andrea Camilleri, che non interessa solo Porto Empedocle, ma anche tutto il territorio agrigentino e nazionale, diciamo. È estremamente interessante questo momento perché ci riporta al luogo natale di Andrea Camilleri. La serie di eventi di cui parliamo riguarda l'intero territorio, ma certo ha come fulcro il suo paese natale. E qui a Porto Empedocle si avvicenderanno iniziative e eventi. Per quanto riguarda la nostra associazione, abbiamo progettato e già è stato siglato un protocollo in questo senso, la istituzione del parco letterario Andrea Camilleri, che vuole appunto ridare identità agli empedoclini attraverso le pagine del loro concittadino scrittore. Poi porteremo a segno anche una iniziativa, una rassegna, un filo di fumo, che si terrà in questi mesi e che cercherà di dare un contributo culturale importante nel segno proprio della conoscenza dello scrittore e del suo territorio.
Anche la Proloco è effettivamente impegnata in questa attività per i 100 anni di Camilleri? Sì, abbiamo presentato nel mese di aprile un programma al comune, poi questo programma è stato trasferito alla sovrintendenza, alla dottoressa Nuccia Gullì, e di questo programma sono state scelte alcune manifestazioni. La prima è quello che faremo giorno 6, proietteremo sulla torre di Carlo V l'immagine del nostro Andrea Camilleri, ricavata dalla prima pagina del fondo, dove noi ringraziamo Andrea per tutto quello che ha fatto per Porto Empedocle, per la notorietà che ha dato e l'immagine che ha dato della nostra città. Poi giorno 17 di ottobre, questo dimenticavo, questa proiezione durerà per un mese, quindi la torre la sera sarà illuminata per un mese. Poi il giorno 17 ottobre presenteremo l'annullo filatelico e la cartolina dedicata ad Andrea Camilleri da parte di Poste Italiane, e nel pomeriggio faremo un convegno sul patrimonio culturale immateriale dal titolo La grande eredità di Andrea Camilleri. Poi presenteremo il giorno 28 di ottobre il calendario dedicato ad Andrea Camilleri con l'immagine di Porto Empedocle com'era e un'altra raccolta di stampe con le foto più belle di Porto Empedocle com'era. Tutti insieme per un Agrigento normale, sabato 6 settembre alle ore 17 in piazza Ravanusella sarà presentato il progetto promosso da Giuseppe Di Rosa. Sabato 6 settembre alle ore 17 in piazza Ravanusella sarà presentato il progetto Tutti insieme per un Agrigento normale, promosso da Giuseppe Di Rosa. Nelle settimane scorse, attraverso i precedenti comunicati e articoli, comunica Di Rosa, abbiamo illustrato i punti principali della piattaforma: la nascita delle aziende speciali Patrimonio Agrigento e Agrigento Social City, il rilancio della Fondazione Teatro Pirandello, il ritorno alla gestione diretta dei servizi pubblici essenziali, la creazione di lavoro stabile e trasparente attraverso selezioni pubbliche. A questi temi, aggiunge Di Rosa, si aggiunge l'argomento che sarà al centro della presentazione di sabato 6 settembre. Lo stato di salute delle casse comunali di Agrigento. Il comune è ormai prossimo al dissesto finanziario, dichiara Giuseppe Di Rosa, e questo non può essere taciuto. Presenteremo i numeri, i documenti e le analisi per mostrare la reale situazione economica dell'ente, proponendo i correttivi immediati da adottare per evitare il suo fallimento. Non promesse ma fatti concreti. Un altro punto fondamentale che sarà discusso sarà la gestione in house del contratto di igiene ambientale e del servizio dei rifiuti. Questo settore, da sempre tra i più costosi e problematici, deve tornare sotto il controllo diretto del Comune di Agrigento attraverso un'azienda pubblica in grado di garantire efficienza, riduzione degli sprechi e trasparenza amministrativa. Con l'appuntamento di sabato, conclude Di Rosa, si inaugura anche il tour dei quartieri che proseguirà settimanalmente per incontrare i cittadini, discutendo con loro i diversi aspetti del progetto. Il percorso Tutti insieme per un Agrigento normale è pensato come una piattaforma aperta che mette al centro i bisogni reali della città, dai conti comunali al rilancio dei servizi, dalla cultura al lavoro fino alla corretta gestione dei rifiuti. E si svolgerà stasera in Piazzale Giglia alle ore 18 un'iniziativa curata dal Coordinamento Cittadino di Fratelli d'Italia, diretto da Paolo Antinoro, dal tema Giustizia e sicurezza, non solo parole, le riforme che l'Italia aspettava da decenni, previsti gli interventi del coordinatore regionale onorevole Luca Sbardella e dell'assessore regionale Giusi Savarino. L'attività si trovava in una zona classificata come riserva naturale orientata e per questo motivo
Il regolamento vieta l'installazione di manufatti, anche se mobili o stagionali. Il Comune di Agrigento ha emesso l'ordinanza di demolizione delle strutture prefabbricate installate nell'area di Punta Bianca. Nei giorni scorsi era già scattato un primo provvedimento di sospensione dell'attività, poiché il locale si trova in zona vietata. Lo stesso aveva subito analoghi stop nell'anno 2023 e nell'anno 2024, ma era stato autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande. Anniversario di Libero Grassi, l'assessore Sparpinato ha contribuito a cambiare la Sicilia muovendo le coscienze dei suoi cittadini. Il servizio. Alternative, lo ripete più volte Alice Grassi, perché dopo la morte di suo padre a distanza di oltre 3 decenni, Palermo sembra essersi assuefatta. La città ha reagito molto tardi alla brutalità dell'assassinio di papà, dice, nonostante pochi mesi dopo ci siano stati gli attentati a Falcone e Borsellino. Ha reagito anche grazie ai ragazzi di Addio Pizzo che sono riusciti a coinvolgere i consumatori e a farli sentire responsabili in un processo di liberazione dall'oppressione mafiosa. Dopo la denuncia pubblica di papà sull'onda emotiva delle stragi, dei morti ammazzati in strada, l'atteggiamento è cambiato moltissimo. Oggi però, dice ancora la figlia di Libero Grassi, e come si apprende dall'ADN Cronos, quella tensione si è un po' affievolita. Molti cittadini fanno finta che il problema non esista, che la mafia non ci sia più. Oggi che Cosa Nostra non spara più, la società civile finisce per relegarla a un fenomeno del passato. E invece purtroppo la mafia continua a prosperare e viva più che mai presente anche nelle benestanti città del nord, dove soldi e affari fanno gola ai boss. A Palermo, botteghe artigiane e negozi storici hanno lasciato spazio a grande distribuzione e franchising. Questo la rende meno tangibile, ma non per questo meno presente. Alla domanda cosa fa la politica, Alice Grassi dice: direi che combatte la mafia a parole, un'antimafia parolaia. Cosa sta facendo contro Cosa Nostra? Il ponte sullo stretto? La Sicilia non ha bisogno del ponte, ma di strade, di scuole, infrastrutture, di una sanità efficiente. A quest'isola serve tanto, a Palermo ancora di più. È una città con tante contraddizioni, con situazioni di degrado pesantissime. Nel centro storico sono scomparsi i mercati e le attività artigianali. Vediamo solo cassate, cannoli, arancine. Possibile che Palermo sia solo questo? Un immenso fast food a cielo aperto. Se lo studio e la cultura vengono ritenuti inutili perché l'importante nella vita è fare soldi e non come li fai, allora la mafia è il campo libero, dice ancora. Ecco perché continuo a ripeterlo, forze dell'ordine e magistratura fanno un gran lavoro, ma occorre ripartire dalle scuole laddove si forma per primo il senso di comunità, scuole che siano degne di questo nome. Papà ha fatto un gesto eclatante in solitudine, voleva realizzare quello che poi tanti anni dopo hanno fatto i ragazzi di Dio Pizzo, aggregare alla sua denuncia altri imprenditori. Allora non ci riuscì. Non solo non si unì nessuno, ma gli diedero anche del folle. Alzò il velo su una situazione che tutti conoscevano, ma che avevano scelto di ignorare. Quella denuncia pubblica non permise più di negare l'evidenza. Da allora il palermitano sa che può decidere da che parte stare. E poi, di papà ricordo un insegnamento, soprattutto mi diceva sempre: soldi non servono per acquistare cose, ma per garantirsi la libertà di poter scegliere, servono ad essere liberi. Di lui mi manca tutto, mi manca come amico, come persona con cui confrontarmi, discutere di ogni cosa. Alle elementari non amavo andare a scuola e lunedì mattina le maestre mi chiedevano l'argomento della predica della domenica, ma la mia famiglia non era religiosa. Alle medie mio padre mi esentò dall'insegnamento religioso. Non era comune per quei tempi essere libera, questo mi ha insegnato papà. Libero Grassi non combatteva la mafia per mestiere, non era un magistrato, non indossava una uniforme, non era un giornalista. Era tornato in Sicilia per dar lavoro, da sempre sinonimo di libertà, offrendo possibilità di crescita e di sviluppo.
Era un uomo, un imprenditore che rivendicava un diritto semplice, lavorare senza pagare il pizzo. Per questo fu ucciso il 29 agosto di 34 anni fa. Per questo è un simbolo di legalità. Così il ministro della difesa, Guido Crosetto. La sua voce era quella di chi non si piega, il suo sacrificio, il seme di una società libera dal ricatto mafioso. Libertà che abbiamo il dovere di difendere, di onorare con il nostro agire quotidiano. E poi le parole di Piantedosi. Oggi ricordiamo il sacrificio di un uomo che ha pagato con la vita il coraggioso rifiuto di piegarsi alla violenza mafiosa. Legalità e giustizia rappresentano condizioni necessarie per costruire uno sviluppo sano e duraturo, e questa è la sua eredità. Così il ministro dell'Interno. E si è svolto ieri sera presso il giardino del Vescovo ad Agrigento il quarto appuntamento della Via degli Aromi. Il tema scelto è stato quello del Cristo farmacista e le sue erbe, che ha visto relazionare sul tema Don Vincenzo Lombino e il farmacista galenico Paolo Bongiorno. Le interviste. Dottore Gianfrido, quarto appuntamento oggi della Via degli Aromi, Giardini del Benessere. Siamo qui presso il giardino vescovile di Agrigento, un appuntamento importante per il progetto. Sì, oggi ci riuniamo nuovamente per la quarta volta. Non vorrei essere ripetitivo per ciò che ho detto precedentemente, ma questa è un'occasione rara, unica, in cui potremmo dire che uniamo le due cose messe insieme. Cioè, intanto questo luogo meraviglioso. Allora, il nostro percorso, il nostro progetto lo possiamo definire come un qualcosa che ci ha accompagnato in un cammino nelle diverse tappe, come un viaggio. E questo viaggio oggi lo trovo con un'esperienza incredibile, perché in questo luogo uniamo sicuramente qualcosa che riguarda la galenica e che ci fa pensare quanto era importante anche nel mondo della medicina la Chiesa. Tra l'altro ci sono due ospiti qualificati che approfondiranno il tema. Don Giuseppe Puntillo ha avuto il grande privilegio di suggerirsi una figura estremamente importante che è Don Enzo Lombino, un docente universitario che ha saputo cogliere, diciamo così, questa nostra opportunità e parlerà proprio di questo progetto, di questo programma importantissimo, Cristo Re e le sue erbe. Mentre il dottor Bongiorno parlerà della galenica, considerata, diciamo così, come un qualcosa che ci avvicina a tutti nel mondo non standardizzato, ma come un qualcosa che appartiene a un singolo. Vedete, la galenica oggi è un qualcosa che riguarda, ripeto, solo la persona, solo chi si può prendere cura di qualcuno può avere un significato. È una medicina rivolta a un qualcuno, quindi qualcosa che viene preparato con amorevolezza, con gradimento e con la voglia dedicata a quella persona. Ci avviciniamo al quinto e ultimo appuntamento, che sarà a settembre, dove andremo a visitare la sua azienda agricola. E questo sarà veramente la tappa conclusiva, quella che più non fa altro che coronare e quindi lasciare tutti, diciamo così, con il sorriso, perché e lì si concretizza tutto il nostro programma. Questo progetto, che ha avuto l'inizio nel 2019 con l'idea appunto della Via degli Aromi, rende non solo a noi questa realizzazione, ma anche all'intera comunità e alla città di offrire un'alternativa all'attività turistica e anche all'attività, diciamo così, del benessere, in cui uno va a farsi una passeggiata e a ristorarsi e a trovare se stesso. Dottor Paolo Bongiorno, lei oggi interverrà a questo quarto appuntamento della Via degli Aromi con un interessante intervento. Ecco, ce l'anticipi? Sì, l'intervento riguarda l'uso delle piante medicinali, che si è evoluto nel tempo e da arte empirica è diventata una scienza normata che deve rispettare criteri di qualità, sicurezza ed efficacia. Il processo normativo interessa tutta la filiera produttiva, da quella agricola all'industria della trasformazione e alla galenica, che riguarda la farmacia. Quindi il rischio a volte, quando si parla di piante, è di pensare che tutto ciò che sia naturale sia sinonimo di sicuro.
di sicurezza. In realtà le cose stanno in maniera molto diversa ed è necessario fare molta informazione su questo, perché i moderni fitofarmaci rispondono, come dicevo, devono rispondere a criteri di qualità, efficacia e sicurezza esattamente come i farmaci, possono essere dosati esattamente come i medicinali e la quantità di principi attivi noti negli estratti secchi titolati, per esempio, è nota e conosciuta, per cui permette anche la personalizzazione della terapia naturale. Ecco, la galenica che materia abbraccia? La galenica copre 3 ambiti fondamentali, che sono le preparazioni magistrali, nelle quali il medico fa da magister e spiega al farmacista come desidera che la preparazione venga eseguita, le preparazioni officinali che sono riportate nella farmacopea ufficiale, le preparazioni erboristiche classiche che si possono fare sia in farmacia che fuori. La peculiarità della galenica è la personalizzazione delle cure. Quindi negli anni diciamo che ha perso il suo primato quantitativo, perché prima i farmaci venivano fatti esclusivamente in farmacia, ma ha guadagnato una personalizzazione della cura, arriva là dove la galenica non può arrivare, l'industria non può arrivare, quindi farmaci orfani, intolleranze verso alcuni eccipienti, dosaggi personalizzati in pediatria per esempio e quant'altro. Ecco, io parlerò del Cristo farmacista, è un'immagine di Cristo che si è sviluppata con il tempo, si è affermata nel periodo barocco, purtroppo solo in Germania, ed è presente in molti quadri, presente appunto in Germania e anche in Svizzera, e questi quadri rappresentano Cristo proprio come un farmacista con bilancino in mano, col mortaio accanto, che confeziona delle ricette per i malati che accorrono a questa celeste farmacia, dove si può trovare qualsiasi farmaco per non morire. Ecco, è importante comunque, è importante questo momento, anche per spiegare ai tanti questo aspetto della medicina. Beh, più che medicina è teologia, è arte e anche società, perché a monte di queste immagini c'è un dibattito nel periodo in cui si afferma il protestantesimo e quindi dietro le immagini c'è una velata polemica, però ecco, è molto interessante l'immagine di Cristo come medico. Nei primi secoli c'era questa immagine appunto che era predicata dai grandi padri della Chiesa, e poi a poco questa immagine è un po' sbiadita per fare posto ai santi, i grandi santi medici del Medioevo e guaritori del Medioevo, finché appunto si arriva a questa nuova presentazione di Cristo farmacista, perché appunto il cristianesimo è una religione di salvezza, anzi è la religione di salvezza. Della farmacia, della farmacopea naturale, diciamo così, l'affronteremo anche attraverso questo farmacista galenico, una figura che si è andata perdendo nel corso degli anni ma che si sta recuperando alla grande. Ma il clou oggi fondamentale è il fatto che finalmente affronteremo una questione secondo me per questa epoca importante, il fatto che le persone devono auspicare a un'evoluzione spirituale. Oltre che esserci un'evoluzione sociale, politica, economica, in realtà tutte queste cose sono in crisi e probabilmente la crisi culturale che persiste in questo momento, le guerre eccetera, è perché alla base c'è una crisi della cura. C'è una crisi talmente profonda della cura che noi non sappiamo più prenderci cura di noi stessi, degli altri, del mondo. Vorrei dire in questo contesto, diciamo così, ecclesiastico del Giardino della Cura, è molto bello tra l'altro come location, che noi in quanto tradizione, in quanto cultura cristiana, per quei pochi che hanno avuto la possibilità di fare esperienza vera di Dio, Dio comunque è sempre amore, e amore è sempre cura.
Sì, è un'iniziativa che ha avuto più episodi e siamo contenti di accogliere questo episodio che tratta tra l'altro un tema molto interessante di Cristo medico, quindi accostare la medicina anche alla dimensione del sacro che è sempre stata legata al cristianesimo fin dalle origini. Abbiamo invitato per l'occasione padre Vincenzo Lombino che oltre a essere un presbitero della Chiesa Agrigentina è uno studioso e farmacista, quindi l'abbiamo ritenuto la figura più idonea per poter argomentare questo tema molto interessante. Linea alla regia per la pubblicità. Tripudio di sapori e profumi ieri sera al Calat Fest di Terre e di Mare a Siculiana, Marina, l'evento conclusivo dell'estate mediterranea tra le tappe del tour del Vio del Cibo e della Lunga Vita promosso dalla SMAP. Un'estate ricca di appuntamenti, devo dire sono molto soddisfatto perché ha richiamato tantissimi turisti oltre che residenti, una grande partecipazione ogni sera. Abbiamo offerto delle serate dal teatro alla musica, agli appuntamenti di intrattenimento vario. Siculiana Marina e il borgo marinaro chiudiamo qui questa sera con un evento che celebra il gusto della cucina siciliana, della tradizione e all'insegna anche della musica in occasione della festa di San Pietro, e niente di meglio per un borgo marinaro che vive in questi anni un rilancio importantissimo. Sono molto soddisfatto in generale anche per la presenza di turisti, tantissimi. Siculiana è diventata una meta ambita da questo punto di vista, moltissime le persone che ho incontrato che hanno espresso il loro compiacimento per aver trascorso qui la vacanza, quindi sono molto soddisfatto. Continueremo a lavorare in questa direzione per un'offerta turistica sempre più di qualità. Il club Innerwell di Agrigento ha organizzato un evento di alto profilo letterario accogliendo la scrittrice Valeria Mancarella e il suo ultimo romanzo Per un valido motivo. L'iniziativa si inserisce all'interno della vetrina letteraria del club, da sempre attento a valorizzare autori che sappiano coniugare talento, sensibilità e contenuto. Abbiamo scelto di promuovere quest'opera, ha dichiarato la presidente del club Innerwell di Agrigento, Patrizia Di Giovanni Vitellaro, perché crediamo fortemente che la cultura debba essere uno strumento di servizio, un veicolo per costruire ponti tra le persone. Valeria Mancarella con la sua scrittura riesce a trasmettere emozioni autentiche e profonde ed è proprio questo ciò che ci ha colpito, la capacità di toccare l'animo del lettore stimolando al contempo una riflessione sociale e interiore. Dopo l'incontro si è svolta una conviviale e piacevole occasione di confronto informale e di condivisione in un clima disteso e cordiale. E si è svolto ieri sera presso la Colimbeta di Agrigento la presentazione del libro dell'attore e regista Andrea Bosca dal titolo La voce blu, presentato dalla giornalista Simona Cangelosi con le musiche curate dalla violinista Marina Tesè. Sentiamo uno straccio dell'intervento dello scrittore. Perché il blu? Perché tu hai chiamato la voce blu? Questa sulla voce blu è divertente perché ho dato tante risposte quanto il Joker nel Batman di Nolan, cioè cerco sempre di dare un'altra risposta e di non dire mai solo quella, perché potrei dirti c'è un chakra della comunicazione che si chiama così, è il modo in cui io percepisco le cose mischiate, è un tratto distintivo della mia persona, ma è anche un modo in cui io percepisco, è una voce dell'intuito che mi chiede di avere intuito, ok? Io sento, e quando dico sento è perché ha un suono particolare, no? Questa voce, questo modo di dire, questa specie di balbettio quando scrivo, e poi mi sono chiesto alla fine di tutto che colore ha. Ma ho milioni di spiegazioni per questa cosa, perché? Perché
La bellezza del linguaggio è proprio quella di non chiudere il cerchio, di non rinchiudere i concetti in una sola visione. E infatti grandi poeti come Shakespeare, appunto come Dante, usavano una grande semplicità che poteva aprire 1000 altre porte. Veramente fatto con le cellule. Però, sai che cosa è stata la conquista? Saper stare occhi negli occhi con gli altri, respirare nella stessa stanza, non sentire di dover scappare più, saper stare in un silenzio e poi scoprire insieme anche. Questo ha anche voluto dire una persona e non 1000. Una nessuna 100.000. Lo so che lei pensa. Sì, sì. Vabbè, cerchiamo di non fare paragoni, per favore, stasera non usciamo vivi. Inizio con un'altra, di solito la raccolta, il finale della raccolta, però mi piaceva invece dedicarvi alcune cose. Questa sera sento un certo tipo di persone di attenzione, quindi vi dedico queste senza spiegarvele tanto parlano da sole. Dalla pietra del nord negli occhi mi batteva la tua domanda irrinunciabile, quel tuo pezzo selvaggio che è Sicilia, che è femmina sciolta, è saliva, eco dal fondo del lago e chiglia rotta dell'amore sommerso. Come tenerlo tra le mani senza poi farne sabbia di clessidra e porpora che brucia in gola, se l'amore è un vetro che sfarina? Così ti sarò lieve, un taglio di lametta, nube che chiede all'aquilone: vuoi volare? Destino è cadere, ma senza rovinare, naufragare sotto pelle nel tuo odore, nel segreto che chiedeva, scacciandomi d'avanzare. Una nuova figura professionale in Sicilia per l'autonomia dei non vedenti. Ce ne parlano meglio i colleghi di Trapani. In Sicilia nasce una nuova qualifica professionale, lo specialista per l'autonomia delle persone con disabilità visiva. Con un decreto dell'assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, il governo Schifani ha così istituito il profilo del tecnico specializzato in educazione e riabilitazione in orientamento, mobilità e autonomia personale per disabili visivi, una figura altamente qualificata e pensata per progettare e realizzare percorsi educativi e riabilitativi personalizzati e per migliorare il grado di autonomia delle persone cieche o ipovedenti. Questo è un nuovo profilo professionale, afferma l'assessore regionale all'istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano. Risponde alle richieste dell'Unione Italiani Ciechi e Ipovedenti, con la quale nei mesi scorsi ho preso un impegno preciso. In Sicilia la percentuale di persone con disabilità visiva è tra le più alte d'Italia, eppure un percorso formativo dedicato all'educazione, all'autonomia e alla mobilità di questi cittadini non è mai esistito, mentre nel resto d'Italia solo poche regioni hanno attivato questo genere di corsi. Con questa misura gettiamo le basi per un nuovo segmento occupazionale, eroghiamo un servizio essenziale e fondamentale, dimostriamo con i fatti che il governo Schifani è impegnato a costruire una società più accessibile, consapevole e attenta ai diritti di tutti. La figura, che rientra nell'area dei servizi alla persona, lavorerà in stretta collaborazione con altri operatori sociali ed educativi, così da instaurare un rapporto diretto con gli utenti e le loro famiglie e garantire un accompagnamento efficace e multidisciplinare lungo l'intero percorso formativo e riabilitativo.
Tra le competenze anche attività di informazione, sensibilizzazione, divulgazione della cultura dell'inclusione delle persone con disabilità visiva. Il nuovo corso di formazione professionale destinato a creare questi tecnici specializzati è rivolto a persone occupate e disoccupate maggiorenni in possesso di un diploma di scuola superiore di secondo grado e prevede un monte ore formativo differenziato in base alla tipologia dei singoli corsisti. Per chi ha già un lavoro è previsto un percorso di studio di 400 ore più moduli obbligatori. Per chi è disoccupato invece 900 ore oltre gli stessi moduli obbligatori. Passiamo ora alle notizie che interessano lo sport. Appaltati i lavori allo Stadio Esseneto per la realizzazione dell'impianto di illuminazione. Ce ne parla meglio il collega Carmelo Lentini. Si attendeva la conferma da un giorno all'altro, adesso è ufficiale. È stata formalizzata l'assegnazione dei lavori per l'illuminazione dello stadio Esseneto. Sarà infatti il consorzio stabile Phoenix, con sede a Bologna, che ha designato come consorziata esecutrice la Altea SRL di Favara, e per un importo correlativo ribasso ammontante a circa 652.729 euro e finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione 2012-2027. I lavori previsti prevedono un sistema nuovo di illuminazione a LED per campo e tribune, tecnologia domotica per la gestione dei consumi, impianto fotovoltaico con accumulo, impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria e quindi un efficientamento dell'irrigazione del terreno di gioco. L'incarico di collaudo è stato affidato all'ingegnere Raffaele Adorno. Il progetto complessivo, finanziato dalla Regione Siciliana, Assessorato Infrastrutture e Mobilità, è stato inserito nella delibera CIPES e l'importo totale è stato suddiviso in più annualità fino al 2029 con quote che garantiscono la piena copertura delle spese di lavori, direzione lavori, sicurezza, collaudi e oneri vari. L'intervento rappresenta una svolta attesa da tempo per lo Stadio Esseneto, che da anni necessitava di un impianto di illuminazione adeguato per ospitare gare serali e relative manifestazioni. L'opera, oltre a migliorare la fruibilità della struttura, punta a ridurre i consumi energetici e a garantire una gestione moderna e sostenibile dell'impianto sportivo più importante della città. I lavori dovrebbero iniziare nel breve giro di qualche mese. E sull'assegnazione dei lavori per l'impianto di illuminazione interviene oggi il deputato agrigentino Lillo Pisano, affermando: da parlamentare e tifoso dell'Agragas sono orgoglioso di avere mantenuto la promessa fatta agli sportivi agrigentini, uno stadio più moderno e funzionale per la nostra città, un impegno assunto con i cittadini ed un ulteriore risultato conseguito che nasce da un lungo percorso fatto di coerenza e determinazione, iniziato quando ero capo di gabinetto vicario all'assessore regionale al turismo e proseguito da deputato in Parlamento e nella 14ª Commissione parlamentare politiche dell'Unione Europea, cui sono segretario, dove mi sono battuto affinché il progetto dell'impianto di illuminazione fosse inserito nei fondi di sviluppo e coesione. E sempre per lo sport, il prossimo 10 settembre si conosceranno i gironi di promozione. Licata Camarat di Coppa Italia si disputerà a porte chiuse. Ce ne parla sempre il collega Carmelo Lentini. Il prossimo 10 settembre si conosceranno gli organici, compresi i ripescaggi del prossimo campionato di promozione relativo alla stagione sportiva 2025-2026, cui è direttamente interessata l'Akragas. Per tale ragione, al fine di consentire a tutti un'agevole programmazione delle trasferte, si comunica che le gare del primo turno di Coppa Italia di promozione si giocheranno la gara d'andata sabato 20 settembre e domenica 21 settembre 2025 a partire dalle ore 15:30, mentre le gare di ritorno sono programmate per mercoledì 1 ottobre alle ore
15:30. La LND conferma attraverso un proprio comunicato che l'inizio del campionato di promozione invece avverrà sabato 27 e 28 settembre, vale a dire sabato e domenica del 2025. Infine, in eccellenza, la gara di Coppa Italia Licata e Camarat verrà disputata al Saraceno di Ravanusa a porte chiuse per decisione degli organi di giustizia sportiva. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere sul canale 268 in tutta Italia, per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.